Sapete qual è la mia posizione? Cioè io non penso che Venezia debba essere necessariamente dedicata solo a un turismo VIP di altissima qualità. Bella suggestione, però io penso che anche un ragazzo abbia il diritto, un operaio, la povera gente abbia il diritto di visitarla come la visitano i magnati russi o i sceicchi. Ovviamente come? Con la prenotazione, lo si fa ormai dappertutto, insomma, cioè, la prenotazione anche con le nuove tecnologie non è un problema. La prenotazione significa fare in modo innanzitutto che non ci sia questa pressione demografica in alcune giornate. Noi siamo oggi in giornate da overbooking che hanno circa 150.000 persone al giorno di transiti su Venezia. Quanto al degrado bisogna andare giù con la mano pesante. Io ho visto i video, ho visto un po' le foto, cioè, penso che se tu becchi uno che fa la pipì contro un muro a Venezia, uno scappellotto è non avere la mano pesante è mettere la tirocena in luogo pubblico, molestie, mettergli sopra, insomma la polizia municipale può fare una lista di capi di imputazione che è lunga 1 chilometro se vuole, gli mette che so, deturpazione del patrimonio pubblico, violazione della proprietà privata, se è un palazzo privato, insomma, la polizia municipale sa come fare, però ho letto che Brugnaro parlava di notti in carcere, ma io sono assolutamente convinto di questo. Scusate, che differenza c'è? Ma scrivetelo, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Che differenza c'è tra fare la pipì contro il muro di un palazzo a Venezia e farlo all'interno di un museo? Se qualcuno mi spiega la differenza.